Avete presente quando il vostro cuore ha un'idea geniale che la vostra mente considera assurda, ma ormai il vostro cuore viaggia convinti? Ok, non ascoltate il cuore, ascoltate la mente. Vi faccio un esempio pratico. Immaginiamo così casualmente che decidete di andare in un paesino che si trova a 17 km di distanza con la bici. E sembra tutto bello, no? Però perdete un pedale e allora l'idea geniale, andiamoci lo stesso. Cosa sarà un pedale in meno? In fondo ci sono persone che mangiano tazze di ceramica, no? Questa è la motivazione. E la mente vi dice no, è una idea idiota, potete tornare indietro, siete quasi arrivati all'ostello, mezzo chilometro, cambiate bici e ripartite. No, il cuore non vuole. Ecco, questo è l'esempio pratico. La mannaggia. E la cosa peggiore è che nella mia testa, se faccio questo, sono un supereroe e non un povero idiota come invece logicamente mi verrebbe da pensare. Dovete sapere che quando ero piccolo ero uno di quei bambini che non può perdere le sfide, deve dimostrare di essere coraggioso, e quindi mia sorella, che ha un anno più di me, Marina, che saluto, mi proponeva delle sfide assurde come mangiare il cibo dei cani, ma non quello bello, asciutto, tipo le carotine nella zuppa, oppure fare cose come mettere in bocca un'ortica. Vi lascio immaginare, e io lo facevo. Quindi probabilmente questo ha creato un trauma o qualcosa che possiedo ancora, devo ancora superare queste sfide assurde. E così, niente. Nice. Oh, for God's sake. Domani sarà divertente perché sentirò male ma soltanto alla gamba destra. Yes! 6 km a Dunmore ed è passata appena un'ora e mezza, quindi worth it, ne è valsa la pena. Ok, adesso inizio ad aver fame, mi fa male il culo e sta salendo il vento, ma sono molto motivato e vicino a Dunmore, quindi si continua così. A Dunmore East per la precisione, perché ho scoperto che c'è Dunmore anche nella provincia di Galway, che invece si trova a ovest sulla costa, molto vicino alla città di Galway. Yes! Oh yes! Dite che qualcuno me la ruba? Cosa posso mangiare? E vai, abbiamo il cibo e ancora la bici. Ok, lassù sembra un buon punto per mangiare. Oh! Grazie! She's Julia, she comes from Argentina and she's staying in our hostel, so... Hey man! Tell us something. Whatever you want. I'm making a sandwich. A what? Sandwich. Yay, you did it.
Ok, I'll go this way. See you later. Eccoci, ripartiamo. Adesso ci spostiamo verso un altro paesino che si chiama Woodstown e si trova a 7 km di distanza. Abbiamo salutato Giulia che invece vuole visitare un parco qui ad Admore. Ci rivedremo dopo all'ostello. Questo mi ricorda molto Nimis. Sì, voglio vedere dei folletti o qualche fatina, degli gnomi, un circolo di pietre, qualcosa. Ehi! Yes! This is the Woodstown Beach. Bella, bella, però preferisco le scogliere perché le spiagge le abbiamo anche in Italia, le scogliere invece no, non almeno nella mia zona. Let's go! Bene, adesso andiamo in un altro paesino che si chiama Passage East ed è un paese di pescatori a 6 km da qui. Oh, comunque andando in giro in bici qua è bellissimo che tutti quelli che guidano la macchina ti salutano o ti ringraziano se rallenti, ma proprio tutti. Non credete al fieno, sono tutte balle. Niente cartelli, ma direi che siamo arrivati a Passage East. E là c'è una chiesa, volete vedere? Ed è la chiesa di San Giovanni Battista. Niente, mi spiace, è chiusa. Yes! Oh, ho trovato uno di quei posti dove ci si può lanciare con la macchina. E adesso 14 km a Waterford e siamo arrivati. Oh, guarda, quella nuvola sembra un panino al salame. Rallenta. Stiamo scherzando? Stasera potrei fare un po' di pasta per cena. Iha! Ok ragazzi, andate, lasciatemi qua. Penso che sia giunta la mia ora. Eccola, la luce in fondo al tunnel. Ah no, meglio. Discesa! Carbonara, sì, potrei fare carbonara. Boh, non ci sono più cartelli per Waterford con i chilometri, quindi forse siamo arrivati. Oh sì, questo è People's Park. E siamo giusti in tempo per il tramonto. Adesso lo aspettiamo un attimino. Bello, bello, molto interessante. Probabilmente tra qualche minuto sarà ancora meglio, ma io ho fame, quindi ce ne andiamo. Mattoni! Yes!
Buongiorno, eccoci. Allora, giorno dopo, le gambe sono un po' stanche ma neanche troppo. Sono andato a fare una passeggiata con Anna, che adesso vi presento, e siamo andati a vedere il castello di Waterford. Questo può essere un ottimo finale per il video. Questo è il castello e questa è Anna. Credevo di mostrarvi solo il castello dall'esterno, ma una volta dentro sono stati così gentili da mostrarci un paio di stanze, quindi adesso finiamo il video.